Nella ricca e laboriosa Marca Trevigiana c'è una società sportiva che pensa e opera a 360 gradi nell'interesse dei giovani, la Polisportiva Preganziol. Fondata nel 1982, ha conosciuto un forte sviluppo, ampliando via via la gamma delle attività praticate, anche grazie alla preziosa sinergia con l'amministrazione comunale. Da sempre sensibile all'alta valenza sociale ed educativa dello sport, il club ha elaborato un proprio codice etico, un decalogo di principi e regole di comportamento condivisi da dirigenti, allenatori, staff medico, collaboratori, atleti e genitori. Il nostro è un doveroso riconoscimento a questa società che ha saputo crescere veramente in modo molto esponenziale fin dai primi anni, nei primi anni 80. Io poi devo dire ho un grosso senso di affetto per questa società e per tutto quello che c'è nato attorno, in quanto sono uno dei fondatori, lo dico con orgoglio, quando appunto ancora a Preganziol non esistevano società che gestissero lo sport in modo sociale. Abbiamo creduto nella costruzione di qualcosa che potesse dare ai cittadini spazi per lo sport e quindi per la salute, e quindi abbiamo iniziato con piccole palestre, la palestra piccolissima della scuola media, a creare appunto servizi. Da quel momento in avanti la polisportiva è cresciuta moltissimo e il mio interesse e il mio appoggio, soprattutto in questi anni, in questi ultimi anni, da quando nel 2009 stiamo amministrando il comune di Preganziol, è quello di riconoscere a questa polisportiva un grosso lavoro svolto. Dall'82 circa l'attività della polisportiva, in cui abbiamo avuto il susseguirsi di diversi presidenti, consiglieri, organizzatori che hanno contribuito alla crescita della polisportiva, che hanno sempre avuto nel loro DNA il volontariato come principio, le regole, il rispetto delle regole, la solidarietà e la convivenza civile, quindi tutti aspetti che poi hanno, secondo me, nel tempo hanno trovato finalmente una giusta chiusura con questa nuova approvazione del codice etico, che noi troviamo assolutamente indispensabile per dare anche coscienza alle giovani generazioni di cosa vuol dire un impegno nel sociale, per far crescere queste nuove generazioni e dare quindi un contributo utile alla nostra cittadinanza. Abbiamo trovato un'ottima rispondenza delle nostre esigenze, dei nostri bisogni con l'amministrazione attuale, con la quale ha dato risposta di volta in volta puntuale alle nostre richieste, trovando una sintonia che credo porterà dei frutti molto positivi nel prossimo futuro. Abbiamo creduto doveroso, e quest'anno abbiamo messo in pratica, una riorganizzazione degli spazi sportivi, cioè della disponibilità del nostro comune, e abbiamo dato alla polisportiva, specialmente al reparto pallavolo, più spazio rispetto agli anni precedenti. Credo che questo abbia dato un grosso slancio e una grossa rinascita anche a tutte le altre attività. Loro lo stanno facendo molto bene, io sono contento di poterli aiutare in questa fase. Oggi a Preganziol si praticano anche il kickboxing, lo yoga, la ginnastica, il basket e il calcio a 5. Le principali attività restano comunque il volley e il tennis. Proprio il tennis è stato il punto di partenza dell'ormai trentennale storia della polisportiva. Io seguo un po' i più piccolini con il mini tennis, sono all'incirca una trentina, insomma, divisi in vari gruppi, un totale di 30, ecco. E li vedo volenterosi e questo mi fa piacere. Per me è il primo anno come esperienza vera e propria da istruttrice da sola, ecco. Sono sempre stata in appoggio con degli altri maestri fit, e per cui è una bella esperienza anche vederli crescere proprio dall'inizio dell'anno ad arrivare fino adesso. Sono felice, ecco, dei risultati ottenuti anche all'interno dei piccoli tornei che abbiamo organizzato, sempre con la polisportiva a Natale e a Pasqua, insomma. Nella grande famiglia della polisportiva Preganziol, la pallavolo femminile è la regina. Da tempo protagonista a livello regionale, il club nel 2011 ha raggiunto 2 obiettivi importanti, quali l'assegnazione del titolo di scuola di pallavolo da parte della FIPAV e la promozione nel campionato nazionale di Serie B2. Un risultato prestigioso, frutto della proficua collaborazione con l'Albatros Volley Treviso, mediante il nuovo polo Volley Insieme. È una grande famiglia, ogni volta che ci alleniamo è come stare con le proprie sorelle,
ci divertiamo, giochiamo insieme da quando siamo piccole, per esempio lei da quando abbiamo 6 anni, e è una società che ti fa crescere non solo dal punto di vista sportivo ma anche dal punto di vista umano, perché comunque promuove tante iniziative, quindi devo dire che mi sono sempre trovata bene e penso che continuerò a trovarmi bene in questa società. Secondo me la pallavolo è uno sport che ci fa crescere sia come persone sia come gruppo, in particolare grazie a una squadra che ci rende unite, può aumentare anche la nostra autostima sia in campo che come persone proprie. Infatti nella squadra che partecipo in quest'anno mi sento proprio a mio agio, perché mi rendono partecipe sia ovviamente in partita che in spogliatoio, che è il momento più bello della squadra. 3 anni di durissimo lavoro in polisportiva, le tappe essenziali sono state il conseguimento della scuola di pallavolo nazionale, la fusione con la società Albatros, tanto da creare il polo volley insieme, che è ricco e pieno di atleti, il quale a sua volta ci ha portato a conseguimento di traguardi agonistici sportivi molto importanti, una promozione in B2 e una promozione in C nella stessa stagione. Abbiamo disputato questi campionati e ci siamo fatti una grossa esperienza a tutto tondo. Ultimamente siamo molto impegnati nel vedere come ripianificare la prossima stagione, alla luce anche di una forte esigenza che sorge dal di dentro, che è quella di moralizzare maggiormente le persone e facendole comunque fare un percorso agonistico, diciamo, d'eccellenza, che non perda di vista il loro impegno sportivo, dargli comunque l'opportunità di crescere anche come cittadini, come individui del nostro tempo, rispettando regole, principi e assumendosi responsabilità di ogni tipo. È proprio questa la filosofia che ha dato vita al nuovo ambizioso progetto Atleta a tutto tondo, per seguire l'eccellenza nello sport agonistico insieme alla crescita della persona, mediante l'educazione ambientale, alimentare, l'impegno civile e la solidarietà. L'assemblea pubblica del 24 maggio è stata l'occasione per presentare il progetto Atleta a tutto tondo, insieme alle numerose attività facenti capo ai centri estivi No Parking 2012, giunti quest'anno alla 3ª edizione. Il progetto Atleta Tutto Tondo è un progetto ambizioso, parte ovviamente dalla palestra, dalle attività di volley, quindi attività competitive con i campionati, e si sviluppa attraverso anche l'aspetto un po' più valoriale della persona. Noi vogliamo che le persone partecipino alle attività agonistiche, ma che partecipino anche gratuitamente a delle attività che diano il loro tempo, che sviluppino con noi determinate tematiche di solidarietà, di impegno civile, di responsabilità. Come sono responsabili in palestra agli allenamenti, devono essere anche responsabili nella vita di tutti i giorni, devono anche essere capaci di diventare persone con la P maiuscola e atleti di Serie A. Partiamo così, e anche attraverso i centri estivi, che sono i prodromi del progetto Atleta Tutto Tondo, centri estivi che quest'anno sono giunti alla 3ª edizione e attraverso dei progetti sempre più importanti e ambiziosi vogliono portare l'Atleta Tutto Tondo anche alle persone che si affacciano per la prima volta o che conoscono per la prima volta la Polisportiva Preganziol, sperando che da questi progetti poi si iscrivano alla Polisportiva Preganziol e che continuino a sviluppare questi progetti nelle palestre con la pallavolo e con il tennis. Molto ricca l'offerta di iniziative e attività nell'ambito dei centri estivi 2012, riservati a bambini dai 6 ai 14 anni. Oltre a volley, tennis, basket, calcetto, pallamano, atletica, beach volley e corsi di nuoto, sono previsti anche percorsi guidati nel parco fluviale del Sile e nei boschi della Pedemontana. Sul fronte dell'impegno civile sono in partenza 2 progetti importanti: l'adozione di cani guida per non vedenti in collaborazione con le associazioni Puppy Walker e Cani Guida, e l'adozione a distanza di una classe di bambini lavoratori del Perù in collaborazione con CIFA Onlus. I centri estivi parleranno non soltanto di sport, e di sport vuol dire pallavolo e tennis, che sono gli sport che noi ovviamente portiamo avanti tutto l'anno,
ma sono anche attività di impegno, e allora parleremo con CIFA, un'organizzazione, un organismo non lucrativo internazionale di adozione a distanza. Svilupperemo il progetto Bambini del Perù, i bambini lavoratori del Perù, e cercheremo di interagire con una classe dei bambini peruviani attraverso dei contatti, dei disegni, delle lettere e delle fotografie. I nostri ragazzi centri estivi cercheranno di mettersi in contatto con i ragazzi del Perù, con alcuni ragazzi del Perù, attraverso l'importantissimo ausilio di CIFA, che è questa ONLUS a livello internazionale, la più importante d'Italia, che ha 30 anni e quindi non è proprio la prima arrivata. Poi svilupperemo delle attività di responsabilità con gli animali con un'altra associazione molto importante, Associazione Cani Guida e Associazione Puppy Walker, che è l'associazione di Veggiano, che attraverso anche in questo caso l'adozione di animali da parte di famiglie, animali che vengono abilitati a diventare cani guida per i ciechi. Poi svilupperemo progetti di biodiversità, progetti di educazione alimentare, e quindi anche attraverso delle opere teatrali di altre associazioni cercheremo di avvicinare alla problematica dell'alimentazione i nostri atleti, perché anche l'alimentazione è un aspetto importantissimo dell'atleta a tutto tondo. È un'iniziativa nuova di cui siamo molto orgogliosi, perché si inserisce in tutta una nostra politica di sviluppo del ramo dell'educazione allo sviluppo, che per noi è molto importante perché mira all'educazione dei nostri ragazzi, che sono gli uomini e gli adulti del futuro. Quindi quanto più loro saranno sensibili alle tematiche di educazione alla mondialità, di rispetto della diversità, tanto più si spera in un futuro, in una società migliore. Nello specifico la nostra collaborazione con la Polisportiva è una collaborazione nuova che speriamo si possa sviluppare anche negli anni futuri. Vediamo come va quest'anno, e il CIFA sarà presente negli incontri estivi con i ragazzi per sensibilizzarli al tema dell'adozione a distanza, e più nello specifico nel progetto di adozione a distanza di una classe peruviana all'interno del nostro progetto di cooperazione. E verranno sensibilizzati i ragazzi al tema appunto della diversità, del rispetto dei diritti e importantissimo rispetto all'educazione, al diritto alla salute e alla partecipazione attiva dei ragazzi anche peruviani. L'intenso programma dei Centri Estivi 2012 è completato da una serie di corsi con attività manuali di laboratorio. Ai partecipanti t-shirt e zainetto della Polisportiva in omaggio. Allora, tutti a Preganziol per diventare atleti a tutto tondo!